Signori, apriamo la giornata con una bomba clamorosa. Non è un'esclusiva perché le esclusive, ragazzi, noi non ce l'abbiamo, io non ce l'ho le esclusive, ma Mezzi, agente FIFA, colui che disse che Antonio Conte era il nuovo allenatore del Napoli e che non si doveva parlare di altri allenatori perché il Napoli già aveva l'accordo con Antonio Conte, oggi sgancia l'ennesima bomba. Victor Osimhen, il Paris Saint-Germain, Napoli hanno l'accordo. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, Mezzi sgancia una bomba, ma una bomba atomica, ma bella presa, perché Sergio Mezzi è intervenuto ai microfoni di One Station Radio e ha parlato anche dell'approdo di Thiago Motta alla Juventus, che ne parleremo più tardi naturalmente perché voglio parlare anch'io di Thiago Motta alla Juventus. Vi ricordate quando disse di Conte? È stato uno dei primi, addirittura forse prima di Pedulla se non sbaglio, a parlare di Conte. Disse: guardate, voi state parlando di Gasperini, di Pioli e di altri allenatori, ma Conte ha già l'accordo con il Napoli, quindi è inutile che state parlando. E poco dopo 2 mesi, uscì la notizia che Conte era il nuovo allenatore del Napoli. E oggi sgancia questa bomba e dice sulla partenza di Osimhen: avevo preannunciato lo scorso mese, quindi torna indietro di un mese i mezzi, e dice che con il guadagno relativo alla cessione si sarebbe progettato il mercato di quest'estate. Da quel che mi risulta, il Paris Saint-Germain ed il Napoli sono d'accordo per questo trasferimento. C'è una frenata del suo agente dovuta all'inserimento dello United nelle ultime settimane. Il Napoli sta valutando entrambe le opzioni, ma in questo giorno comincerà l'Europeo e ci saranno diversi discorsi da affrontare. Questa è una vera e propria bomba. Io non l'avrei mai detto perché sì, si parla di questo Paris Saint-Germain, di queste squadre inglesi. E, diciamoci la verità, avevamo un po' di paura, sinceramente, Osimhen non avesse mercato. Invece, a quanto dice Mezzi, c'è lo United, c'è il Paris Saint-Germain, ci sono squadre dietro, ma il Napoli ha l'accordo con il Paris Saint-Germain. Vi ricordo che quando si parla di accordo, ragazzi, l'accordo si può fare anche verbalmente, ma se poi lo United domani mi arriva e mi dice: oh, ti pago la clausola, cosa fai, me lo dai? E a quel punto tu vai al Paris Saint-Germain, dai dirigenti del Paris Saint-Germain, e gli dici: bimbi, che facciamo? Lo United mi paga la clausola, che cosa volete fare voi? E lì si potrebbe aprire lo spiraglio. Non penso ci sia una questione di trattativa all'insù, no? Dei 130 milioni, quindi non penso si aprirà un'asta. Però ecco, a quel punto, secondo me, il Napoli può dire: oh, lo volete il giocatore? 130 milioni ve lo diamo subito. Va bene, quanto mi offre il Paris? 100 milioni. United, io ho un'offerta da 100 milioni. Che vuoi fare? Lo vuoi Osimhen? Me ne dai 130? Mi paghi la clausola? Questa potrebbe essere una cosa che potrebbe andare a favore del Napoli, ma anche a sfavore del Napoli, perché a quel punto è il giocatore che decide dove vuole andare. Perché se a quel punto il Paris Saint-Germain offre meno, ma lui vuole andare al Paris Saint-Germain, il giocatore va al Paris Saint-Germain, ragazzi. Osimhen a questo punto potrebbe rifiutare due squadre. Occhio, potrebbe rifiutare una squadra, scusatemi, mi sono sbagliato. E staremo a vedere. Comunque visto che questa cosa, diciamo che non è proprio una bomba di mercato clamorosa, perché noi già ne avevamo parlato di questo Paris Saint-Germain. Anzi, in molti dicevano il Paris Saint-Germain è su Kvara, pure io stesso vi ho riportato la notizia e si parlava di questo accordo con Kvara che poi nulla è stato veritiero, perché poi ragazzi, io come vi dico sempre, quando c'è il calciomercato vanno prese con le pinzette le notizie, perché ci vuole poco, ci vuole pochissimo, ragazzi, a dire questo va lì, questo va lì. È come la Juventus. Douglas Luiz l'ha chiuso, Calafiori l'ha chiuso, Cop Meiners l'ha chiuso, quest'altro l'ha chiuso, però attualmente non è arrivato ancora nessuno alla Juventus, ragazzi, solo Thiago Motta, che come detto ne parleremo più tardi, non vi preoccupate, perché voglio fare un discorso un pochino più serio su Thiago Motta, perché vedo molti che stanno già parlando
del gioco, del grande gioco che riavrà la Juventus e via discorrendo. Me lo auguro per loro, visto i 3 anni orrendi avuti con Massimiliano Allegri, però qualche sassolino dalle scarpe ce lo dobbiamo togliere anche sulla questione Massimiliano Allegri. Comunque, Osimhen, ragazzi, Osimhen è il l'ago della bilancia del calciomercato del Napoli, senza girarci intorno. Senza girarci intorno, perché è l'ago della bilancia? Perché questi 130 milioni ti fanno comodissimo. Sappiamo tutti che il Napoli aspetta questi soldi, ma non ha furia il Napoli, eh. Io penso che il Napoli non abbia furia, anzi sta facendo le cose con molta logica. Prima di riconfermare i giocatori che è in rosa, che secondo me sarebbe la cosa più importante, visto che la squadra del Napoli è forte, lo possiamo dire tranquillamente, è forte perché non vince un campionato a più 16 dalla seconda e sfracelli tutte quegli altri, no? Quindi ecco, la squadra c'è, i giocatori ci sono, vanno rimotivati e Conte sa come motivare i giocatori. Ho letto che Ibrahimovic ha detto non cercavamo un manager, cercavamo un allenatore, per questo abbiamo preso Fonseca. Vedremo a fine anno chi avrà ragione, o Ibra o De Laurentiis, vedremo caro Ibra. Ricordagli a Fonseca che ci sono 5 sostituzioni, ricordaglielo a Fonseca che ci sono 5 sostituzioni nel calcio moderno, non 6, perché lui viene dal futuro, comunque sono 5 sostituzioni, non sono 6. A parte che ci sono i milanisti vabbè, lasciamo stare. Ad ognuno le sue pene, diciamo così. Comunque ecco, come detto, il Paris Saint-Germain avrebbe questo accordo per Osimhen. Se ne è parlato tanto la scorsa stagione di Osimhen al Paris Saint-Germain e Mezzi, se dice così, Mezzi che se non sbaglio è un agente FIFA, quindi non è un procuratore, ma è proprio un agente FIFA. E se dice così, come disse di Antonio Conte, quindi queste sono considerazioni, sono parole, ragazzi, che vanno prese veramente, ma non con le pinzette, ma forse con i guanti, perché forse sono veritiere queste affermazioni. E poi lancia anche la bomba su Federico Chiesa, che dice: Federico Chiesa sarà il primo colpo di calciomercato del Napoli, ci stanno lavorando e ci arriveranno tranquillamente a Federico Chiesa. Non sappiamo naturalmente se la questione di Lorenzo sarà legata a Federico Chiesa oppure Di Lorenzo andrà semplicemente alla Juventus e il Napoli tratterà in un altro modo l'arrivo di Federico Chiesa, se dovesse arrivare, perché nelle ultime ore si parla di un avvicinamento più verso Roma che verso Napoli, questo lo dobbiamo dire. Ecco, sono molto curioso su questa cosa, sono molto curioso di vedere Federico Chiesa. Ragazzi, come detto, l'ha detto anche Pezzi, bisognerà stendere gli europei. Ora ci sono gli europei, nessuno si muove, perché naturalmente le squadre vogliono vedere gli attaccanti. Se anche il Napoli si parlava di Jobbik, di chi era quell'altro? Guiades, come cazzo si chiamano, c'è certi nomi improponibili. Comunque, ecco, il Napoli, Gyökeres. Si deve guardare, ragazzi, guardiamo gli europei, rilassiamoci con gli europei. Se l'Italia secondo me farà fatica a passare il girone, non lo so, ho questa sensazione che ci potremmo fare veramente male ai gironi, non lo so, poi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Però ecco, se si parla già molto fortemente di questo accordo fra il Napoli e il Paris Saint-Germain, e lo dice Mezzi, e ribadisco, lui fu il primo a parlare di Antonio Conte fatto al Napoli, ragazzi, qualcosa sotto c'è, qualcosa di veritiero sotto c'è, e questi soldi poi naturalmente tu li andrai a reinvestire, in un attaccante. Lukaku è la prima scelta, ma il Chelsea non vuole venderlo a quella cifra lì. Il Chelsea vuole il pagamento dell'intero cartellino e sinceramente, ragazzi, io devo andare a spendere 30-40 milioni per Lukaku. Tutto bene che Pozzo volevo guaglione, vestire la maglia azzurra, ragazzi, ma non è proprio il caso. Io mi vado a prendere un altro attaccante giovane, perché ragazzi, il Napoli deve ripartire dai giovani. Attenzione anche a questo punto, perché si parla tanto di calciomercato, ma i nomi che si fanno ora, anche Hermoso non è giovanissimo, 29 anni, non mi ricordo quanti ce ne ha. Chiesa, con tutto il rispetto che posso volere per Chiesa, ma sei un brutto, che ti fai un giocatore mezza stagione lo paghi a 7 milioni a stagione. Cosa da tenere in mente, che molti non lo dicono, sembrerebbe che il Napoli, l'ha detto Luca Cerchione, se non sbaglio l'altro giorno su Twitter X, ha detto il Napoli sembra aver tolto il tetto massimo all'ingaggio.
ovvero il Napoli, se prende un giocatore, gli può dare anche più di 3 milioni e mezzo perché farà una cifra cumulativa. Ora poi se andate sul profilo di Luca Cerchione su Twitter X e capirete meglio, perché naturalmente ragazzi io vi posso parlare così, l'esperto è lui, l'esperto di calciomercato, di economia è lui sa cosa dice, io vi posso dire una cosa proprio così basilare, ecco, quello che ho capito, il Napoli non ha più il tetto ingaggi, ma va al tetto di monte praticamente. C'hai 200 milioni da spendere, ecco, questi 200 milioni ci puoi fare pure lo stipendio, una cosa del genere, ma non ho capito buono, comunque dovrebbe essere così. Comunque fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, e ragazzi questa è una vera e propria bomba sganciata, ma io già ve ne avevo parlato, però mezzi è da tenere in considerazione. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, ciao.